Un festival lungo 12 giorni, in mezzo la storica finestra in plein air dell'ex tempore di scultura che quest'anno avrà come tema le età del legno, le età dell'uomo. È tutto pronto in città per dare la migliore accoglienza all'edizione 2024 di Belluno Città del Legno, antipasto d'arte e tradizione che precede gli eventi natalizi. Si parte il 5 novembre con la presentazione dei 15 scultori che arrivano dal Veneto e da altre regioni italiane che da quel giorno, ciascuno nella propria postazione, lavoreranno per una settimana in curvare, scavare e intagliare un tronco di cirmolo. Contestualmente nel centro storico e nei borghi fluviali si dipaneranno gli eventi che da 3 anni sono la naturale prosecuzione dell'ex tempore. Convegni, di laboratori, di manifestazioni, che dire, aspettiamo tutti. Sicuramente Belluno è nota anche e soprattutto per questa cosa a novembre, non solo perché ricorre il nostro patrono, ma soprattutto perché le statue nell'ex tempore danno un simbolo appunto di identità che appunto getta le radici profonde della nostra storia. Un impegno economico complessivo di oltre 50.000 euro coperto dal contributo degli associati al Consorzio dei Commercianti, della Camera di Commercio e del Comune di Belluno. L'edizione di quest'anno vedrà sul campo per la seconda volta gli studenti del 3° anno del corso di fotografia del Da Vinci, ingaggiati per realizzare gli scatti più belli del festival. In programma incontri culturali, laboratori didattici e anche una mostra in Piazza dei Martiri dei giochi di un tempo, rigorosamente in legno. Un piacevole amarcord per bimbi e adulti.